Siamo addirittura d'arrivo di questa nostra lunga diretta da Fiera Cavalli con Ride TV. Credo che gli altri ospiti non me ne vorranno se per cavalleria. Che cavalleria? Diciamo che cavalleria. Più cavalleria di così. Più cavalleria che qua parla di cavalleria, mi sembra. No? Certamente. Mi sembra doveroso. Ma esatto, manteniamo proprio questo stile. Cavalleria. La cavalleria. Per cui prima ospite Clara Campese, presidente della PISA del Veneto, però diciamoci la verità, Ubi Maior, minor Cesar, quindi lui. Il nostro... Diciamo che è presidente nazionale Marco Di Paola, benvenuto, grazie per essere qui con noi. E l'unico, il preistorico segretario. Preistorico? Magari no. Siamo calmi qua. No, loro due sono due fiorellini nel senso di nomina, mi pare. Presidente da quanto? Da fine novembre, quindi dicembre 2016, ieri. Ma loro ancora più, io sono la preistorica. 23 gennaio. Ieri l'altro, mentre lui, che è il segretario generale... Da marzo, quindi sono più fiorellino di tutti. Ah pure, credo che ne fosse uno nuovo di pacca anche lei. Sono i capelli bianchi che... È una federazione che cerca di svoltare, di cambiare? È una federazione che già è cambiata, è una federazione che ha avuto già un processo di cambiamento importante nel 2015, oggi è una federazione che si propone più giovane, più moderna, più accessibile, più vicina ai tesserati e a chi ama lo sport. Il Veneto che propositi ha? Propositi, tanti propositi, in parte già avviati, alcuni già realizzati, però siamo pieni di propositi perché il Veneto è costituito da una squadra di persone appassionate, competenti e molto volenterose. E noi abbiamo un motore con un turbo, con un'accelerazione. Lo dico con orgoglio e approfitto per ringraziare tutti i miei collaboratori, il mio consiglio, le ragazze che lavorano in comitato, perché veramente fioriscono le idee. Ad ogni riunione di consiglio partoriamo idee nuove, stabiliamo dei programmi, dei progetti, verifichiamo la fattività, verifichiamo poi anche i risultati se ci sono, cerchiamo di evidenziare i punti di criticità perché è inevitabile che tutte le idee possono essere supportate da dei buoni propositi, buone finalità, però nel percorso poi si possono verificare delle difficoltà e quindi è necessario, lo dico sempre, correggere il tiro per poter poi garantire che nei tempi minori si possano raggiungere grandi risultati. Quindi... Io farò un paragone con altre federazioni perché mi viene spontaneo pensarlo. La scherma italiana ha sempre avuto grandi campioni. Il nuoto non li aveva, oggi li ha. Ci sono altri sport, penso per esempio ai tuffi, dopo Klaus Di Biasi, Cagnotto poco. Dopo, penso che il tennis, dopo Barazzutti, Zuccarelli e Bertolucci, Coppa Davis 1968, poco. Nel calcio abbiamo avuto Rivera, ma abbiamo avuto anche Del Piero, abbiamo avuto anche Totti, insomma, c'è. Nell'equitazione, io sono cresciuto con i Dinzeo e Mancinelli, oggi? Devo dire che negli ultimi anni, parliamo proprio di ultimi anni, abbiamo fatto dei cambiamenti molto importanti. Oggi abbiamo nella disciplina più importante che è il salto ostacoli, abbiamo un ragazzo che si chiama Lorenzo De Luca che è secondo nella ranking mondiale e abbiamo Alberto Zorzi che è un altro ragazzo giovane, poi veneto, che è 11° nella ranking mondiale. Dove lavorano entrambi all'estero, anche perché bisogna dire che per stare a quei livelli il centro dell'Europa è la culla naturale di quel tipo di attività, quindi è evidente che chi voglia fare sport equestre a quei livelli, e parliamo dei primi 11 nel mondo, devono stare al centro d'Europa dove si pratica quello sport a quel livello. Poi devo dire, il Veneto ha prodotto un'altra grande campionessa che è la Cavallaro, che è una disciplina sempre FEI, che è il volteggio, che è campionessa del mondo. Che era qui con noi poco fa. È un'altra grandissima campionessa e devo dire
è una nostra, anzi una vostra, perché è una di regionale del Comitato Regione Veneto, una vostra figlia. È una disciplina non olimpica. Non olimpica. Potrebbe diventarlo? Non credo, nel senso che in questo momento ci stanno molti movimenti a livello olimpico, anche se movimenti voi potete immaginare sono molto lenti, quindi si parla oggi per le Olimpiadi del 2024 e il movimento non è per ampliare ancora di più le discipline equestri, ma per dare spazio a delle discipline nuove che stanno nascendo, moderne, tipo lo skateboard o cose simili, che stanno iniziando a prendere piede, quindi noi dobbiamo anzi difendere le nostre 3 discipline che abbiamo attualmente nel panel olimpico. Abbiamo parlato di Veneto, di una grande campionessa, di una disciplina appunto non olimpica. Lei è un caso isolato o è frutto di una scuola veneta? Ma devo dire, diciamo che è pure frutto di una scuola di cui lei stessa è stata poi la madrina, perché alla fine insomma, il volteggio e questi risultati non è che si ottengono con un anno di lavoro, c'è un lavoro alle spalle di anni, quindi possiamo dire che con lei, con Anna Cavallaro e con Nelson, devo dire, ha veramente avuto origine il vero volteggio, assolutamente sì. Quindi... Sto pensando una cosa quando si parlava di atleti all'estero, chiaramente ci sono questioni anche di soldi, economiche, di costi e mi stavo domandando, facendo un paragone con la scherma, che prima dicevo ha sempre avuto grandi atleti, mi ricordo un periodo in cui c'era una polemica perché gli atleti italiani erano in testa alla Coppa del Mondo e la federazione non dava loro neanche i soldi per fare le tappe di Coppa del Mondo, dovevano andarci da soli, altrimenti perdevano le posizioni in classifica. Oggi la federazione dal punto di vista economico, nei confronti degli atleti magari di interesse olimpico, qual è il suo ruolo? La federazione sta studiando modalità innovative, facendo fronte alle difficoltà di risorse per aiutare gli atleti top. Questo aiuto si potrà articolare, stiamo valutando possibilità anche sul fronte assicurativo, che potrebbe essere un'opzione per aiutarli ad affrontare alcuni costi, stiamo valutando opzioni relative alla visibilità e all'opportunità di marketing. Se tu come federazione aiuti i tuoi atleti ad avere visibilità, ad avere risorse, gli crea un indotto che a loro volta li potrà aiutare a promuovere le loro attività sportive. Quindi facendo sistema noi aiuteremmo i nostri atleti in vista di Tokyo 2020 per avere più visibilità, più forza e quindi anche un aiuto economico, non necessariamente un aiuto economico diretto. Io devo ammettere che ho citato prima i fratelli Inzeo e Mancinelli, lo ammetto candidamente, non mi ricordo assolutamente i cavalli. Hanno avuti diversi, il Mancinelli ha vinto con Ambassador le Olimpiadi del 72, i cavalli storici dell'Inzeo sono stati The Rock, sono stati Posillipo e diversi altri, perché devo dire i Mancinelli di Inzeo hanno avuto una vita sportiva lunghissima, quindi ne hanno avuti tantissimi di cavalli. Oggi i cavalli in Italia, lei ha parlato di atleti di grande livello, però se sotto non hai un cavallo che le Olimpiadi non arrivi a farle. Assolutamente, questo è uno sport che si fa in due, gli atleti sono due, necessariamente due, quindi è inutile pensare pure che il rapporto ci sia di percentuale di apporto tra il cavallo e il cavaliere, è una simbiosi che si deve creare, è un equilibrio che si deve creare tra i due binomi e la realtà è che i cavalli oggi hanno... Può sembrare meno comprensibile, ma è esattamente la stessa cosa anche nel completo. Assolutamente. Perché deve essere una figura unica. Guardi, non sembra, quasi in tutte le discipline equestri il cavallo ha un ruolo fondamentale e non è pensabile di capire qual è la percentuale di peso tra cavallo e cavaliere. È una miscela che deve essere equilibratissima. Io citavo i saltatori, perché lei ha citato appunto queste due eccellenze. Il livello invece dei cavalli in Italia com'è? Guardi, io devo essere sincero, l'allevamento italiano sta producendo e sta selezionando e producendo dei puri ottimi. Ovviamente questi cavalli che nascono all'allevamento italiano, che numericamente sono pochi rispetto ad altre nazioni più
più diffuse e sono molto utili per l'attività agonistica giovanile. Noi abbiamo vinto quest'anno una medaglia d'oro agli europei di salto ostacoli con 3 cavalli italiani nella squadra, quindi hanno dato sicuramente un contributo importante. Naturalmente quando noi passiamo a livello di Olimpiadi senior la rosa si chiude tantissimo, come possiamo immaginare, quindi devo dire che agli europei c'erano 2 cavalli italiani, agli europei di salto c'erano 2 cavalli italiani, quindi nonostante i numeri prodotti non siano tantissimi, la qualità è molto buona. Alle prossime Olimpiadi, i 2 che lei prima ha citato, parlo dei nostri cavalieri, è pensabile di vederli in gara? È probabile vederli in gara? Facendo un discorso in assoluto, come doti personali sicuramente sì. Purtroppo, come abbiamo detto, questo sport si fa in 2, quindi bisogna capire se i 2 cavalieri nel momento delle Olimpiadi hanno sotto la sella. Questo momento assolutamente sì, sono 2 cavalieri competitivi. C'è il binomio in questo momento. In questo momento è il binomio, bisogna vedere nella parabola temporale se questi binomi restano. I cavalli anche loro hanno una vita abbastanza sono lunga, atleti quindi... a tutti gli effetti. Però possono avere infortuni, possono essere. Questo può capitare a chiunque. Può capitare pure di essere venduto, nel senso purtroppo c'è pure un mercato. Se le Olimpiadi fossero. Se fossero quest'anno sicuramente sì, potremmo pure avere dei risultati interessanti. Noi quest'anno, inutile ricordarlo agli spettatori perché lo sapranno sicuramente, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Nazioni a Roma, che erano 36 anni che non la vincevamo, e abbiamo vinto la Coppa delle Nazioni a San Gallo, che erano 59 anni che non la vinciamo, quindi diciamo stiamo vivendo un momento di forma eccezionale. Il Veneto in questo senso come sta? Il Veneto sta molto bene, sta bene, abbiamo una veramente gamma di giovani atleti promettenti che stiamo cercando di seguire con una programmazione dell'attività molto precisa. Per l'anno prossimo abbiamo in previsione di farli seguire da un tecnico esterno, da un professionista che possa coordinare con gli istruttori dei programmi di lavoro per i ragazzi, cioè per creare e portare avanti questi binomi. E vorremmo anche sostenerli per delle trasferte all'estero, perché il confronto del resto con i cavalieri d'Oltralpe è fondamentale per la loro crescita, e quindi insomma devo dire abbiamo molte buone leve, ma fra l'altro in tutte le discipline, e quindi questo ci fa assolutamente ben promettere. Da quando stiamo seguendo l'attività a livello regionale abbiamo già portato numerose medaglie, sempre in tutte le discipline, e in particolar modo anche nelle discipline non olimpiche, che sono quelle che numericamente hanno ovviamente meno, diciamo, adepti, e che però si stanno veramente distinguendo. Quindi io sono sicura e garantisco che per il prossimo triennio il Veneto saprà dire la sua. Il Veneto, qual è la disciplina che sta meglio, e oggi come oggi in Veneto qual è la disciplina che ha più bisogno di sostegno? Quella che ha più bisogno di sostegno sicuramente il completo, che è una delle discipline olimpiche, però credo che questa esigenza sia un denominatore comune all'attività su tutto il territorio, diciamo, nazionale. Di cavalli e cavalieri? No, tutti e due, di binomi alla fine, perché comunque è una disciplina che è un po' più articolata delle altre, quindi necessita tempi, energie, risorse molto impegnative. Ma diciamo il salto ostacoli, che poi è quello che va per la maggiore, è quello che viene seguito maggiormente, e quindi inevitabile quello. Però noi cerchiamo di distribuire equamente, insomma nei limiti del possibile, e di dare assolutamente il supporto migliore a tutte quante le discipline. Con molta schiettezza, la federazione è una federazione ricca che sta bene o povera? Non è né ricca né povera, è una federazione che ha avuto un periodo difficile alle spalle, adesso la sensazione è che con un orizzonte di tranquillità, serenità si riesce a fare una programmazione giusta. Nel giro di un anno abbiamo più che raddoppiato le entrate da sponsorizzazioni, quindi penso che sia una federazione che ha tutte le potenzialità per crescere, per diventare una federazione forte. In questo senso, Fiera Cavalli quanto è importante? Fiera Cavalli è un appuntamento straordinario. In Italia abbiamo 2 appuntamenti di fondamentale importanza. Uno è Roma Piazza di Siena, la tradizione sportiva equestre, e Fiera Cavalli, che invece è un appuntamento di rilevanza internazionale, che testimonia la forza di un movimento, di una filiera economica che va molto al di là della nostra attività come federazione, ma raccoglie un mondo di attenzione. Siamo in una terra dove sono forti le aziende che producono
Esattamente. selle, abbigliamento e questo, cioè in realtà uno mai non lo sa, ma te lo dico me lo conferma il Presidente Veneta, Confermo. noi abbiamo delle grandi aziende che sono valere in tutto il mondo nella loro specializzazione in prodotti per l'equitazione di altissimo livello. Assolutamente, e questo noi come federazione vogliamo essere un catalizzatore per aiutarli anche all'estero. Dobbiamo aiutarli quando ci sono i campionati europei, gli appuntamenti mondiali, per portare le nostre eccellenze economiche della filiera equestre sui mercati internazionali, grazie a testimonial ed eccezioni come i cavalieri che ricordava prima il Presidente, Zorzi De Luca. La forza dell'intero movimento fa sì che potrai andare oltre i confini nazionali ed essere affermato sia sul piano sportivo che economico. Io ti vorrei chiedere una cosa che poi girerò anche al Presidente nazionale perché mi sembra molto importante. Se cito una parola di 5 lettere, comincia per E e finisce per A, che parola pensa? Etica. Ma guarda caro, ma lo so, sono intelligente, ho una sensibilità, guarda. Ma guardi, è veramente, sorpresa, abbiamo una connessione, io lo so. L'ho sorpresa. Sì, grande. Per lei sì. questa parola che vuol dire? Fondamentale per tutto il Comitato Regionale Veneto, questa parola ha un valore, è il numero 1 della scala dei valori, assolutamente. Cerchiamo già col nostro comportamento di dare l'esempio. È una parola che ha un valore, deve essere assolutamente rispolverata, rivalutata, assolutamente diventare parte integrante del comportamento dello sportivo e della persona civile in una società. Ci stiamo prodigando con seminari, convegni sempre improntati direttamente o indirettamente a questo valore, perché ce n'è bisogno, perché i giovani che saranno il nostro futuro devono crescere su questa, basandosi su questo valore. È fondamentale, perché lo sport è proprio il testimonial, o dovrebbe essere il testimonial, e noi dobbiamo assolutamente vigilare ma anche agevolare nello stesso tempo. Mi fa molto piacere, le chiedo anche a lei la stessa cosa. Etica è una parola, devo dire, molto, molto abusata, nel senso che molto spesso ci si riempie la bocca della parola etica, e per noi invece l'etica è una realtà importante. Come ha detto giustamente la Presidente Campese, l'etica, soprattutto nel mondo dello sport in particolare, ma nel mondo dello sport dove lo fai con un compagno che non parla, che è un compagno generoso, che ti aiuta, l'etica è ancora più importante. L'etica io credo che sia non una definizione, sia un modo di essere, un modo di vivere, una storia di una persona e i comportamenti di quella persona. Questa secondo me è l'etica. Allora, devo dire che io che avevo vinto 2 campionati di salto ostacoli, mi appassionava andare a vedere l'ippodromo, anche le corse. Io ho smesso di cavalcare il giorno in cui ho visto in uno steeplechase Poliakov, che era un grigio che amavo anche se non era un campione, saltare e morire in volo. Ha spiccato il salto ed è caduto morto. L'autopsia secondo me è stata taccio, ma qualcosa aveva preso. Quando parliamo di etica, qui voglio chiudere un argomento molto delicato oggi, che si fa tanto nella battaglia contro il doping, ma purtroppo chi etica non ce l'ha è sempre più bravo nell'ingannare. È uno sport, il vostro, dove questo problema c'è o non c'è? Allora, io parto dalla premessa: noi avevamo un dipartimento che si chiama Tutela del Cavallo, noi gli abbiamo cambiato il nome, l'abbiamo chiamato Dipartimento Cavallo Atleta Benessere del Cavallo, perché tutela del cavallo già sembra che noi siamo contro il cavallo e qualcuno debba tutelarlo. Non è questa la realtà. Noi amiamo i cavalli, il cavallo per noi, ripeto, è un compagno di sport ma un compagno di vita. Purtroppo sicuramente ci sarà qualche mela marcia nel sistema, come avviene in tutte le grandi organizzazioni, che può avere questi comportamenti. Purtroppo la vicenda russa dell'atletica è stata devastante. Assolutamente, devo dire la verità. Per capire da voi, anche perché devo dire che di fronte a noi, da noi c'è tantissima attenzione. Quindi... Io di fronte a noi ho visto l'ufficio antidoping. Come no? Che in questo momento sta facendo proprio dei controlli sugli umani. Noi li facciamo tanti, severi, sparsi sul territorio, perché per noi l'attenzione a queste tematiche è principale e fondamentale. La prestazione sportiva deve essere onesta. La domanda che le facevo con molta franchezza, ripeto, sullo sport, il ciclismo, ne salta fuori uno al giorno. Il vostro è uno sport, per quello che le può dire onestamente, che vede. È chiaro, per la mela marcia c'è sempre, c'è in tutte le categorie, in tutti i lavori, non esiste quello dei puri perfetti, nessuno sbaglia.
è un problema piccolo. Guardi, da noi Grande. molto spesso poi dipende dalla disciplina che si affronta, ogni disciplina ha una sua caratteristica. Se prendiamo quella del salto ostacoli, che è la disciplina principe, si parla molto delle sostanze sulle gambe dei cavalli, del creare la cosiddetta tensione sui cavalli. Io quello che posso dire è che la federazione combatte questi comportamenti, li combatte nei fatti, cioè con una tensione molto alta, e non ho sinceramente in questo momento segnali di una diffusione di questi fenomeni rispetto, ripeto, a delle mele marce che ci possono essere, ci saranno sempre e andranno sempre combattute in maniera ancora più capillare e attenta. Presidente, la ringrazio, che credo sia un messaggio che sia utile e necessario trasmettere, perché chi ama lo sport, chi fa il tifo, vuole essere certo di non scoprire un anno dopo, un mese dopo, il giorno dopo, che la persona che lo ha entusiasmato, che lo ha emozionato, per il quale ha fatto tifo, che ha tifato anche nella sconfitta, il giorno dopo debba scoprire che non era un eroe, ma era un truffatore. Quindi io la ringrazio per l'impegno che la sua federazione sta mettendo. Grazie. E mi piace la parola truffatore, perché chi altera una prestazione sportiva commette una frode sportiva, non ci sono altri termini per definirla. Ma truffa anche il mio sentimento, il mio affetto, la mia emozione, il mio cuore, quindi credo che sia sbagliato truffare anche il sentimento di chi ti ama, io credo. Grazie anche al segretario, grazie alla Presidente, grazie a voi che ci avete seguito, speriamo che questo nostro racconto da Tiracavalli vi abbia interessato, vi sia piaciuto, vi abbia, se non lo siete già, avvicinati al mondo del cavallo.